solitario. Ciao Roberto. Io non sono mai stato fidanzato, vorrei essere fidanzato, mi vorrei fare una vita e diciamo che vorrei andare avanti sempre con il futuro e avere una sistemazione super giù come fidanzamento, come sposarmi e come avere un lavoro, come a Palermo non c'è mai lavoro, come dicono certuni che non c'è lavoro e che veramente giro io dalla mattina alla sera per avere un piccolo lavoro, uno stipendio fisso per io mantenermi la ragazza, che poi la ragazza, come lei sa, le ragazze se non sono mantenute giustamente a un primo matrimonio, a un primo fidanzamento subito levano mano e c'è il divorzio o sai non ti voglio più, perché di qua di là prendo una scusa per poi non avere più contatti con l'anima gemella Io spero di andare sempre avanti e trovare una sistemazione sia di lavoro e sia di fidanzamento o di sposarmi. Il problema è questo, che io mi faccio sempre, scusa se te lo posso dire, un lavaggio nel cervello di dire ho 25 anni, sto facendo quasi altri 25 anni ed è l'ennesimo che nei 50 anni poi uno dice arriva ai 50 anni dice ma come mai non hai una ragazza, un ragazzo? È difficile poi a 50 anni avere una ragazza che ti prende, perché il problema è questo, che io per ora sono in un problema messo male perché i genitori miei si sono separati da poco e dico c'è questa cosa che mia madre è di Bolzano e se n'è andata di casa e che a quanto pare ha voluto fare questa scelta e si è trovato un compagno e mio padre giustamente ha i suoi problemi di salute e ora cerca di aiutarsi un po'. Io la vorrei chiudere qua la situazione di mio padre e mia madre perché è stata una cosa un po' come si può dire, un po' tragedica. Perfetto. La cosa. Vabbè, parliamo di un'altra cosa. Allora, parliamo di quest'anima gemella che tu sei interessato. L'anima gemella io vorrei che praticamente mi venissi tipo un cuore che magari una ragazza mi guarda a dire sei bello, che ci possiamo mettere, a fare un complimento, a dire sei bello e scambiamoci un numero di telefono, andiamo a un bar, mangiamo e queste cose e poi nasce la cosa di essere insieme, il feeling di andare avanti sempre così. Continuiamo il discorso, parliamo dell'età. Questa ragazza da che età dovrebbe partire? Oh yeah!